Andiamo in argomento perché con il coronavirus è emerso un altro grosso problema accanto ai tanti altri che ci sono, e cioè c'è un problema di emergenza dei rifiuti ospedalieri. Per capire meglio esattamente che cosa sta succedendo, abbiamo collegato il presidente di FISE Assoambiente, Chicco Testa. Buongiorno Presidente. Buongiorno a voi, buongiorno. Allora, quanto è grave questo problema dei rifiuti ospedalieri, ahimè, con il coronavirus? No, dunque vorrei tranquillizzare tutti perché il servizio si sta svolgendo con regolarità. Sì. No, ovviamente le imprese sono molto stressate perché il volume dei rifiuti ospedalieri è aumentato fortemente. Certo. Anche le aziende soffrono assenze di personale importante. Lei capisce che in questo momento molti dipendenti ovviamente manifestano preoccupazioni nell'avvicinarsi a questi luoghi e a questi materiali, e inoltre abbiamo, qui sentivo la coda del suo intervento, sì, abbiamo una strutturale mancanza di impianti. Tenga conto che una parte dei rifiuti ospedalieri non possono che essere inceneriti. No, e ci sono rifiuti ospedalieri che fanno centinaia di chilometri per andare a cercare il termocombustore adatto. Ecco, da questo punto di vista che cosa ci può dire? Ci può tranquillizzare? Dove stanno andando questi rifiuti ospedalieri? No, vanno negli stabilimenti predisposti a questo, in parte sono termocombustori. Per fortuna la Lombardia, che è la regione più colpita, è dotata di un set di termocombustori importanti, di inceneritori, per usare una parola più popolare, e altri viaggiano invece in giro per l'Italia, ma diciamo sempre in condizioni in imballaggi sigillati, eccetera, eccetera. Diciamo che da questo punto di vista siamo un paese abbastanza all'avanguardia. Certo. Quello che noi chiediamo è che in questo momento ci sia consentito, per esempio, di sburocratizzare una serie di cose, perché le imprese, diciamo, sono sotto stress. Per esempio mancano le mascherine. Adesso questa mattina ho avuto assicurazione che arriveranno queste benedette mascherine. Servono, certo che servono, danno una protezione, aiutano, fanno sentire più sicuri i dipendenti. Inoltre, mi scusi, vorrei richiamare l'attenzione anche sul fatto che abbiamo 80.000 dipendenti che comunque stanno garantendo i servizi di raccolta dei rifiuti, di igiene pubblica, eccetera, eccetera. Su quel versante, accanto appunto alla crescita esponenziale dei rifiuti ospedalieri, come stiamo messi? In alcuni casi realisticamente non stiamo messi bene, insomma. In alcuni casi non stavamo messi benissimo neanche prima. Non ci voleva il coronavirus. Come lei sa, immagino che lei stia trasmettendo da Roma, diciamo. Sì, esatto. Particolarmente sentito. Ogni riferimento è... Esatto, ogni riferimento è voluto. Ecco. Diciamo che non possiamo certo permettere di aggiungere all'emergenza sanitaria che abbiamo anche un'emergenza rifiuti lasciati in giro per le strade. Quindi chiedo a tutti solidarietà nei confronti di questi lavoratori, chiedo a questi lavoratori e alle aziende di fare il loro mestiere, chiedo al governo di aiutarci in tutti i modi possibili. Un'ultima domanda, se permane questa situazione potremmo trovarci in una situazione al limite per quanto riguarda i rifiuti ospedalieri? No, io penso di no, penso che ce la faremo. Il punto critico è che resista il personale. Quindi il problema è quello del personale. Ce la facciamo, diciamo, no? Certo. Capisce che se continua a crescere il contagio insieme alle preoccupazioni, allora quella potrebbe diventare una preoccupazione. Presidente, io la ringrazio molto. Grazie a lei. Grazie.